un'orchestra di ritmi e canzoni diretta da Armando Fragna. Cantano Luciano Benevene, Giorgio Consolini, Clara Iaione e Vittoria Mongardi. Da Luciano Benevene, una canzone di Poletto Ruiz. Tu dove sei? ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. Che tristezza ricordare. Ehi, venite qua, c'è un mucchio di rami qua. Addio, ne ha trovati tanti. Ma quelli sono tutti bagnati, devi prenderli secchi, sennò il fuoco si spegne. Uffa. Eccone altri. Yo! Ragazzi, si parte! Chi sono i nemici dei lavoratori? I padroni. E quando non ci saranno più i padroni? Non ci saranno né sfruttati né sfruttatori. Il fuoco. ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor, como el tuyo me duele. Una mano per salire? Troppo callose. Allora ci vieni a ballare con me sabato? Te l'ho già detto, non posso. Ti sono proprio antipatico, vero? No, assolutamente. Sbrigatevi con quegli sci! Ma vuoi restare vedova a vita? Se permetti, questo riguarda solo me. Noi però dobbiamo guardare in avanti, anche nei sentimenti, se non vogliamo contraddirci. Io rispetto i miei e quelli degli altri. Anche questo è importante. Almeno per me. Mamma! Abbiamo acceso il fuoco per riscaldare i piotti. Sei matta a stare così sbottonata? Ti prenderai un malanno. Forza! Si parte! Quelle gite domenicali sulla neve con il crawl dell'azienda dove mia madre lavorava sono i ricordi più piacevoli che ho conservato di quell'anno. Era il 1953, a Torino. Un anno che più di altri ha segnato la mia infanzia e che non ho più dimenticato. Io allora avevo 10 anni. Eravamo in piena guerra fredda, ma io questo non lo sapevo. Ci vivevo in mezzo e ne subivo gli effetti, poiché ero la figlia di una mamma rossa. Immensamente il ritmo del baio, se faccio una pazzia senza l'intenzione, in fondo è tutta colpa del baio. Se rubo qualche volta un bacio di passione, lasciando la mia bella con i lacrimoni, non è per gelosia né per distrazione, in fondo è tutta colpa del baio. Se così va il mondo che gira, noi così lasciamolo girare. Spenderò fin l'ultima lira, ma però lasciatemi ballare. Anna, è ora, su. Svegliati. Io vado,
Non riaddormentarti, mi raccomando. Non far scappare il latte e carica la stufa prima di uscire. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio le sue impressioni sulla battaglia parlamentare terminata stamane a Montecitorio. L'onorevole De Gasperi ha consentito la nostra richiesta ed ora è al microfono. Della legge stessa c'è bisogno ancora di dire qualche cosa? No, non è una truffa. Questa legge è un onesto e nuovo tentativo di garantire la libertà italiana contro la minaccia bolscevica, pur tenendo aperte tutte le vie dell'evoluzione democratica. È una legge di limiti, non una legge di eliminazione. Esteri, Stati Uniti, caso Rosenberg. La sorte dei due coniugi condannati alla sedia elettrica per spionaggio a favore dell'Unione Sovietica sembra ormai giunta alla sua inevitabile conclusione. Il giudice Douglas ha infatti fissato la data dell'esecuzione per le 23 del 12 marzo. Un avvenimento ha polarizzato l'attenzione del mondo in questa settimana. La sciagura che ha colpito l'Olanda, il Belgio e l'Inghilterra. Ora le popolazioni di quei paesi si stanno febbrilmente organizzando per fare barriera al prossimo assalto del mare. Non fare tardi, comportati bene a scuola e vedrai che la medaglia sarà finalmente tua. Un bacio, mamma. Così in cielo come in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tua madre non può farti arrivare prima. Mia madre esce presto. Non è l'unica. In ogni caso non è un buon motivo per arrivare sempre in ritardo. Vai al posto. Quella strega, appena entrata mi ha fatto buttare la gomma. Silenzio! Prima di correggere i compiti, assegneremo la medaglia. Per il comportamento tenuto e per avere svolto i compiti con diligenza e senza errori, anche questa settimana Franco Robotti ha meritato la medaglia. Sempre a lui. Signora Minetti. Sì. Venga, è urgente. Deve essere pronta per stasera. Senta, ho già parecchio lavoro in macchina. Non può darla a qualcun altro? La do a lei perché è la più brava. Non so se ce la farò. Deve, altrimenti le faccio rapporto. Non ti impuntare. Lo sai che quella è una carogna, no?
Allora, buon pranzo. Sì, a panini. Tutto a posto? Sì, grazie, ingegnere. Bene. Hai visto come ti ha guardato? Ma dai, ti ha guardato in un modo. È il nuovo direttore dell'ufficio produzione. Certo, se mi invitasse a pranzo, non ci penserei 2 volte ad accettare. Ciao. Ma non mangi? No, ho una riunione, mi stanno aspettando. Ma fermati, guardati un po' intorno. Non c'è solo il sindacato, ci sono anche gli uomini. Te li lascio tutti. Ma come si fa a ricavare un nido da sta catapecchia? Basta rimettere i vetri e dargli una ripulita. Sì, una ripulita. È tutto da rifare qui. E noi lo rifaremo. Certo. Se mobilitiamo i compagni e le compagne, in poco tempo riusciremo a sistemarlo. Già, siete sicuri che la direzione ce lo darà? No, ma intanto come commissione interna facciamo subito la richiesta. Piano, piano. Prima dobbiamo discuterne con gli altri sindacati. Dobbiamo essere d'accordo tutti. Guarda che la lotta per il nido è importante quanto quella per il salario. Però dobbiamo esserne convinti noi per primi. Potremmo smuovere anche gli impiegati. Quelli sono delle cacule e basta. Non tutti. E poi anche tra gli operai ci sono servi e crumiri. Mi prendi. Venite. Su, è l'ora del catechismo. Basta giocare, su. Avanti ragazzi, su. Dentro, su, via. Su, dentro. Vuoi venire anche tu, Anna? No, ho da fare. Dì alla tua mamma che una di queste sere vengo a parlarle. Dovrai pur farla questa comunione. Sei già in quinta. Anna! Come sei fredda. Lo sai che non voglio che tu vai in giro fino a quest'ora. Guarda, non ci sono bambini. Lo so, ma così il tempo passa più in fretta. Sciocchina. Straccetti, quel gruppetto là, lassù. Le vedi, mamma? A destra. Sì. 8 punti. Focaccia. Anzi no, ciambella. Quel gruppetto lì. Col buco in mezzo, in basso, sempre sulla destra. Sì, sì, le vedo. A 6 punti. Come sei avara. Voglio fare la prima comunione, mamma. Lo sai come la penso? Non si fa la prima comunione se non ci si crede. E noi comunisti non ci crediamo. Anche papà, se fosse vivo, non te la farebbe fare. Allora perché tu l'hai fatta? Perché i nonni non avevano le nostre idee. Quando avevo la tua età, in casa non si discuteva. Le cose si facevano e basta. L'importante era essere come tutti gli altri. Anch'io voglio essere come tutti gli altri. Sono l'unica della classe che ancora non l'ha fatta. Mi vergogno. Ti devi vergognare se sei cattiva, se rubi, se fai del male. Non se non vai in chiesa.
Quando sarai grande deciderai tu se farlo o no. Adesso dormiamo. Buonanotte. La solida coerenza di mia madre non bastava a dissolvere l'ansia e il disagio che provavo per quella prima comunione non fatta. Lei era forte, sicura, e quella forza le veniva proprio dalle sue idee. Io no. Avrei voluto essere come lei, quando la maestra e i compagni mi domandavano come facevo a distinguere il bene dal male, se non andavo in chiesa e non credevo in Dio. Invece rispondevo confusamente, col cuore che mi batteva in gola come fossi stata colta in flagrante, e senza convincere nessuno. Ciao Lidia. Ciao. Sei proprio decisa? Potremmo distribuirli all'uscita. Ma lo sai che gli impiegati non li prendono? Su, dammi che tardi. Vedrai, andrà tutto bene. Ciao. Ciao Lidia. Lidia? Cosa fai, non vieni? No, vai pure, voglio finire il lavoro. Ciao, a domani. Ciao. Buonasera. Buonasera. Sono in ritardo, scusa se non ti aspetto. Figurati. Ciao. Ciao. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Siamo gli ultimi questa sera, eh? No, c'è ancora la signora Minetti. Ho dimenticato l'ombrello. Buonasera. Cosa sta facendo? Lei sa che è vietato fare propaganda all'interno della fabbrica? Vuole rischiare il posto per questa sporca politica? Lei ha avuto già più di una sospensione. E se non sbaglia anche una figlia. Non vorrei sembrarle scortese, ingegnere, ma all'età delle prediche l'ho passata da un pezzo. Li riprenda, è roba sua. Nei primi mesi di quell'anno ci fu una grande mobilitazione con scioperi e cortei contro quella che veniva chiamata legge truffa. Mia madre evitava di farmi partecipare a manifestazioni che non fossero quelle puramente rituali o celebrative. Forse fu il desiderio di farmi condividere con lei alcuni momenti di quella forte passione collettiva che la spinse a portarmi per la prima volta ad un comizio in occasione di uno sciopero contro quella legge. Compagne, compagni, lavoratori! La questura ci ha negato il permesso di tenere il comizio in piazza! Fascisti! 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 Credono in questo modo di tapparci la bocca, ma noi non ci facciamo intimorire. Siamo qui, parleremo e ci faremo sentire!
detto? Fammi sentire, poi te lo spiego. Che se la legge truffa venisse approvata, in futuro nemmeno in Parlamento si farà più politica. L'infame proposta è un evidente tentativo di colpire e rendere innocue le sinistre, perché se passasse questa legge vergognosa, la coalizione dei partiti di governo avrebbe più del 64% dei seggi, mentre il rimanente sarebbe attribuito alle opposizioni. Ma vi garantisco che a Roma faremo di tutto per non lasciar passare questa losca legge. Vuoi salire? Abbiamo conquistato la democrazia con il sangue dei nostri cari e non ce la faremo portar via così facilmente. Non noi comunisti! Il 19 gennaio partecipiamo tutti uniti allo sciopero! Senza fiato, ma salvi. Andiamo in un caffè, così si sistema un po'. Non vorrà andare a casa in questo stato. Veramente? Beviamo qualcosa di caldo. Ne abbiamo bisogno, non crede? Prego. Beva prima che si raffreddi. Grazie. Immagini cosa sarebbe successo in direzione se non avessero fermato. Come mai si trovava lì? Non mi trovavo. Ci sono venuto di proposito. Non fraintenda, non sono uno dei vostri. Però questa legge truffa, come la chiamate voi, non piace neppure a me. Ma soprattutto speravo di incontrarla. È tardi. Devo andare a prendere mia figlia. Aspetti, l'accompagno. No, non si disturbi, grazie. Buongiorno. Arrivederci. Corla e Viani. Corla, torna subito indietro. Salve, Don Giulio. È riuscito a parlare con la signora Minetti? Sì, ma niente da fare. È irremovibile.
Arrivederci. Arrivederci. Signora Minetti, si metta subito al lavoro. Sono in sciopero fino alle 9:15. Lo ha indetto la commissione interna. È un mio diritto. Dovrebbero aderirvi tutti, soprattutto le donne. Il nido è un servizio che non tiene conto di che colore sei. Lei non può fare comizi qui dentro. Esca immediatamente. Perché qui fate finta di niente, mentre giù in officina stanno incrociando le braccia anche per voi? Le ho detto di uscire! Apre balconi, apre terrazze, elogia la famiglia. E dalla via corrente ho di lontano tintinnio di sonagli. Il carro stride del passeggero che il suo cammin ripiglia. L'ho detta tutta? Sì, non è saltato niente. Adesso tocca a te. La quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi. Passata la tempesta, odo gli augelli fa festa. Così vi vengono i geloni. Quante volte ve lo devo dire? La quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi. Lo so bene la poesia, sai? Brava. Speriamo che questa volta te la diano la medaglia. Speriamo. Stai bene con i capelli tirati su? Davvero? Così? Anche così. Sentiamo. La quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi. Passate la tempesta, odo gli augelli far festa, e la gallina tornate sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno sgombrarsi la montagna. No. Ecco il sereno rompe da ponente. Vai pure al posto. Che ti è successo? Ieri la sapevi così bene. E oggi non la sai più. Brutta cretina! Così impari. Che succede? Mi ha rotto la penna. Lei mi prende in giro? Adesso basta. Portatemi i quaderni tutti e due. Signora Minetti? Dopo il lavoro vada dall'avvocato Arlorio. Le deve parlare. Buonasera. Sono la signora Minetti. L'avvocato mi deve parlare. Sì. Aspetti.
Prego, si sieda. Preferisco rimanere in piedi, grazie. Come vuole. Ci risulta che lei il 19 gennaio è stata assente dal lavoro e finora non ha chiesto alcun permesso. Forse se n'è dimenticata. Vuole farlo adesso? No, avvocato, non me ne sono dimenticata. Ero in sciopero. Vede? Forse non ha capito, signora. Io sto cercando di venirle incontro. Ma se lei insiste nel non voler collaborare... Il suo atteggiamento di chiusura non le gioverà di certo. Cosa le costa giustificare l'assenza? Eviterebbe spiacevoli conseguenze. Ci pensi bene. Ho capito benissimo. Ma le ripeto che il 19 gennaio ero in sciopero. Con lei è inutile ogni discorso. Vada. Signorina? Prepari la lettera anche per la signora Minetti. Il rosso scatta sempre a me. È il caso. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signora Minetti. Buonasera. L'ho vista prendere per la galleria, le sono venuto incontro. Posso darle un passaggio? La ringrazio, ingegnere, ma sono quasi arrivata. Volevo parlarle. Ho saputo che si è mostrata irremovibile con l'avvocato Arlorio. Sono preoccupato. La sua intransigenza potrebbe costarle serie conseguenze. Si può sapere perché si preoccupa tanto per me? Perché non mi è capitato spesso di guardare negli occhi una persona e leggere quello che leggo nei suoi. Perché? Cosa vi legge? Lealtà, coraggio e soprattutto passione per la vita. Mi scusi, devo andare. Aspetti. Le piace leggere? Sì, molto, ma mi manca il tempo. È per lei, lo legga. Grazie. Non so quando potrò farlo. Vedrà che lo leggerà tutto d'un fiato. Buonasera, Lidia. A presto. Buonasera. Fermi lì, eh? Guai a voi se vi muovete. Non si entra finché è bagnato. Guardate che vi tengo d'occhio, eh?
Attenzione, mozzosi, lo dico ai vostri genitori, lo dico. Nati per la musica. Uno spettacolo musicale realizzato da Gorny Kramer e da Lelio Luttazzi. Cara Lidia, mi permetta di chiamarla così, come la chiamo nei miei pensieri e come vorrei chiamarla di persona. La prego di accettare questo invito. L'aspetterò domenica alle 5 alla Sala Perla. L'aspetterò comunque. Venga. Partecipano alla trasmissione Iulla De Sì, Palma, Sergio arrivo. E il quartetto Cetra. Ospite d'onore Catherine Dunham. Anche a te piacciono i film di cowboy, vero? Sì, ma oggi non posso, devo andare in sezione. Me lo avevi promesso. Lo so, ma è una riunione importante. Vai con Cicles, ti darò anche soldi per le more. Mamma, io vado. Sì. Beh, non dici nulla? Sei bellissima. In genere non si preoccupava mai troppo del suo aspetto, dei suoi capelli, dei suoi vestiti, tantomeno per andare in sezione. Avevo avvertito in quei gesti un'insolita carica di emozione e tensione. Le stava accadendo qualcosa di nuovo e di importante, qualcosa da cui sentivo per la prima volta di essere esclusa. Non sono abituata a bere roba così forte. L'ultima volta che sono andata in una sala da ballo c'era ancora mio marito. Eravate molto legati? Quando è morto avrei voluto morire anch'io. Doveva essere l'ultima operazione che comandava. Torino ormai era in mano ai partigiani. Sulla porta mi ha detto: non aver paura. È tutto finito ormai. Vedrai che torno presto. Mia figlia mi ha dato la forza di andare avanti. I compagni mi hanno aiutato molto. Mi hanno fatto sentire meno sola nei momenti più disperati. Mentre parlava pensavo a mia moglie. Se soltanto avesse avuto una briciola delle sue qualità. Ma ha sempre vissuto nell'agiatezza. Abituata ad avere tutto facilmente. Così alle prime complicazioni ha preferito chiedere il divorzio e tornarsene in Francia. Per fortuna non avevamo figli. Amore, baciami, 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 e forte stringimi, stringimi, stringimi. Balliamo? Mi
piace stare racchiusa in te, nel tuo tepore. È tanto amore che tremi un po', mi batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Gli occhi tuoi languidi dicono sì. Baciami, stringimi, non farmi più parlare. Sono troppo innamorata di te. È il modernismo della traduzione tecnica simultanea del suo discorso, in francese ed in inglese, con l'ormai noto sistema degli orecchianti inaugurato alle Nazioni Unite. Caso Rosenberg. In una lettera al presidente americano Eisenhower, il figlio maggiore dei Rosenberg, Michael, di anni 10, ha chiesto la grazia per i suoi genitori. La coppia di spie rinchiusa nel braccio della morte del carcere di Sing Sing, in attesa di salire sulla sedia elettrica, continua a dichiararsi innocente e a respingere l'accusa di spionaggio atomico contro gli Stati Uniti d'America. In Francia, crisi e kermesse. Il defilé dei candidati alla presidenza del Consiglio davanti all'Assemblea nazionale. Ciao, ciao. Ha telefonato tua madre. Dice di non aspettarla perché farà tardi. Perché non viene a cena da noi? Va bene. Mi aiuta a mettere a posto in Shanghai, sì. La festa dei Sui due avvenimenti, eccovi un servizio di Enzo Cotini. Lo sai perché vogliono uccidere i Rosenberg? No. Perché sono ebrei e comunisti. Ma non è vero che sono spie. Me l'ha detto mia madre. In America non si può essere comunisti. Se lo sai ti uccidono. Meno male che tua madre vive in Italia. E se poi viene anche qui questa legge? No, qui non viene. E poi tua madre non è una comunista cattiva. Un po' meno regolare, un po' meno frequente del ritorno delle stagioni, che è appunto la caduta dei governi francesi. L'ultimo, quello... J'attendrai toujours en retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant j'attendrai ton retour. Si ma tristesse peut t'émouvoir avec ivresse, reviens un soir et dans mes bras tout s'oubliera. J'attendrai toujours ton retour. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant j'attendrai ton retour.
Riprendete le file. Questo è il tuo posto. Non vedi che sei alto come un campanile? Silenzio! Prendete le distanze. I maschi più allineati e dritti con le spalle. Ricordatevi che siete una quinta e non un branco di pecore. Dovete tenere il passo fino all'uscita. Più che le ripetute esortazioni di mia madre, credo fosse la figura di mio padre a farmi desiderare così tanto quella medaglia. Perché corri? Lui era morto quando avevo pochi mesi. La sua mancanza era in parte compensata dalla nobiltà e dall'eroismo dell'atto che lo aveva portato alla morte. Così per me, lui era più in quella medaglia che avevo sempre visto sul comò, che nella foto scattata il giorno delle nozze. Se avessi ricevuto anch'io la mia medaglia, mia madre sarebbe stata fiera di me e io mi sarei sentita finalmente degna di lui. Anna, vieni a giocare con noi. Dopo devo fare una commissione. Ciao. 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 L'avevo trovata e me l'ero presa io, ma è tua. Grazie. Ciao. Senti, non lo dirò a nessuno. Ciao. Ecco, questi sono i turni per i prossimi giorni con le compagne disponibili. Va bene. Io scappo. Ah, senti, e ricordati che bisogna fare la colletta. Servono altri biberon. Sì, certo. Ciao. Ciao. Da parte dell'ingegner Ferrero. È una pratica urgente. Ti do una bella notizia. Presto salirò ai piani alti. Ho ricevuto la comunicazione dal capo del personale. Il vice direttore non può più stare lontano da me. Che ne dici? Spero che ti vada bene. Hai fatto un gran salto. Basta volerlo. L'ingegner Ferrero non mi sembra insensibile al tuo fascino. E questo che c'entra? E dai. Lo so che non lo faresti mai. Cinque minuti d'anticipo. Io 2. Entriamo? Scusami, ma non posso restare. Ho una riunione alla Camera del Lavoro. Certo che non conto molto per te.
Mi metti dopo una riunione sindacale? Ti prego, lo sai che non è vero. Ma stasera non posso mancare. E poi ti ricordi il nostro patto? Nessuno dei due deve interferire su quello che fa l'altro. Non dovevamo venire qui, adesso ci hanno visti insieme. E con questo? Io ti amo. Mi farei vedere con te dovunque. Io invece vorrei che ci rendessimo invisibili. Di che cosa hai paura? Di sembrare quella che non sono. Una che vuol fare carriera, che è passata dalla parte del padrone. È tardi, ci vediamo domani. Lasciami andare. Dammi un bacio. Lidia! Ciao. Ciao. La direzione ha mandato le lettere di sospensione. Quando? Ieri. E chi l'ha avuta? I compagni della commissione interna. Strano, io non ho ricevuto nulla. Oggi ci riuniremo per dare la risposta. D'accordo. A più tardi. Permesso? Buongiorno, sono la signora Minetti. Può dirmi se la mia lettera di sospensione è partita? Mi dispiace, non sono autorizzata a parlare di queste cose. Grazie lo stesso. È stata ritirata. Perché? Non lo so, l'ha deciso l'avvocato. Ingegnere, c'è la signora Minetti? La faccio entrare. Prego. Ciao. Ciao. Sai niente della mia lettera di sospensione? No, ho solo detto una parola in tuo favore all'ufficio del personale. Non voglio trattamenti di riguardo. Ti rendi conto in che situazione mi hai messo? Scusami, hai ragione. Ma quando si tratta di temi difficili non intervenire. Non cercare di difenderti. Se ci tieni a me, non farlo mai più. Lidia, aspetta. Domani parto per una settimana. Vediamoci questa sera, ti prego. Non posso, ho un impegno in sezione. Non puoi rinunciare. Almeno per questa volta. No, mi dispiace. Alla prossima. Ciao. 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 Signora Minetti? Scusate un momento.
Perché sei venuto proprio qui? Scusami, ma dovevo rivederti prima di partire. Già odio questo viaggio. Ma se restano delle ombre tra di noi, mi diventerà insopportabile. Questi sono per te. Lidia, ne hai per molto? No, vengo. A Cinecittà, pranzo in onore di John Ford. Facevano gli onori di casa l'avvocato De Pirro, il presidente di Cinecittà Marconi, il dottor Lombroso, direttore Mi allacci? John Ford, in quell'occasione, ha potuto conoscere alcuni... Fosse sempre così, mamma. Così come? Fare colazione insieme. Allora mi autosospenderò più spesso. Ma sei sicura che non ti puniranno? Non lo so. Ma quando si fa una cosa giusta non bisogna avere paura di una punizione. La solidarietà fra compagni è una cosa importante. Sono arrivato a Roma dopo 4 mesi. Domenica possiamo andare in montagna? Vedremo. Il nostro lavoro è stato interessante ma anche molto arduo. Ciao. Ciao, mamma. Probabilmente sapete tutti che cosa c'è stato laggiù per i Mau Mau e sfortunatamente molto del nostro lavoro si doveva... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Più decisi, forza con quelle braccia. Onore al compagno, guida del proletariato. Il compagno Stalin è morto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Onore al compagno, guida del proletariato. State fermi lì, eh? Che succede? È morto Stalin! È morto Stalin! È morto Stalin. Deo gratias. Basta con la ginnastica. In gruppo per il coro. Noi vogliamo Dio Vergine Maria, porti il regno al nostro Dio. Non avevo mai visto mia madre e i compagni della sezione così commossi e addolorati. Noi bambini assistevamo partecipi più per il loro dolore che per la morte di quell'uomo dai grandi baffi e dallo sguardo severo. Solo Carlo, il figlio del segretario, piangeva. Non abbiamo mai capito se era per la morte di Stalin o perché si era fatto la pipì addosso, come gli capitava spesso quando era emozionato.
Il compito lo correggeremo dopo. Adesso la sorpresa. Anna, vieni qui. È per te. È un regalo dei tuoi compagni. Aprilo su. Ti piace? Provalo. Come sei bella. Ecco, l'ho sentito. Hai attaccato. E ora viene. Viene su. Sale le scale. Mi dia la polizia. Subito. Sì, chiamo la polizia. Riattacchi. Polizia, zona 3, parla Duffy. Pronto? Pronto? Polizia, zona 3, parla Duffy. Pronto? Pronto? Scusi, ha sbagliato numero. Radiodramma di Lucille Fletcher, compagnia di prosa di Roma della radio italiana, regia di Anton Giulio Maiano. Nilla Pizzi, accompagnata dall'orchestra di Cinico Angelini, canta Sussurrando Buonanotte. Ogni notte la tua bocca bacerò. Ogni notte nei miei Cos'è? sogni Me l'hanno dato a scuola, è un regalo dei miei compagni. le mie labbra sulle tue labbra fino al Domani lo riporti a chi te l'ha dato. No, non posso riportarlo indietro il vestito. Non voglio. Ti prego, mamma, lasciamela fare. Ti prego. Scusami. Se proprio ci tieni tanto puoi farlo. Dai, adesso basta. Non piangere. Ma tu non sei contenta, mamma? Io non voglio vederti piangere. Adesso metti a posto. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. E chi è Dio? Dio è l'essere superiore, creatore del cielo e della terra, composto da Padre, Figliolo e Spirito Santo. Bene. Quali sono i Santissimi Sacramenti? I Santissimi Sacramenti sono battesimo, cresima, eucaristia, confessione, ordine, matrimonio e estrema unzione. Quando si parla di estrema unzione, le corna non si fanno. Sì, ecco un momento, ecco, a te, certo, anche a te. A me, non Giulio. Ma certo, anche a te. A me. Ecco,
Ecco a te. Grazie, padre. E a te. E a me? Tu non te lo meriti. Anch'io voglio andare al cinema. La prossima volta, se impari a comportarti bene. Brava Anna. Grazie, padre. Anna, vuoi dirmi qualche cosa? Sentiamo. Lei ha detto che bisogna sempre perdonare. Certo, solo chi perdona segue gli insegnamenti di nostro Signore. Allora il presidente dell'America non li segue. Non vuole perdonare Rosenberg. Lo vuole uccidere sulla sedia elettrica. La vita è sacra. Nessun uomo può toglierla ad un altro. Ma non sta a noi giudicare. Solo Dio può farlo. Ora vai. Bambini, portate su le bandiere invece di giocare. Su, datevi da fare, eh? Prendi il microfono. Forza, su. Oh, vai che vi porto via. Mamma, vado anch'io con Piotr. Ci porto in sezione e poi a casa. Va bene, a dopo. Ciao, Anna. Forza! Oh. Ecco. Chi farà la rivoluzione? La classe? Di scuola! No! La classe? Lavoratrice! Ai ai ai! Operaia! Bravi! Ciao! Ciao. Ciao. Allora ci vediamo dopo. Lidia, Sì? senti, Dimmi. lo so che non è affar mio, ma in fabbrica, fra i compagni, corrono voci. Che voci? Su te e l'ingegner Ferrero. Ai compagni devo rendere conto solo del mio impegno. Comunque grazie. Non ti preoccupare. Ciao, ci vediamo al comizio. Ciao. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli Ne vuoi? dans son nid. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. I compagni della fabbrica sanno di noi. Le temps passe et court en battant Prima o poi doveva cadere. tristement dans mon cœur si lourd. Sei preoccupata? Sì. So come la pensano. Ma non accetterò mai di essere giudicata per i miei sentimenti. Per me una persona non è buona o cattiva solo perché è operaio o borghese, ma per quello che è, per quello che fa come individuo. E questo lo pensavo anche prima di conoscerti. Infatti, per essere un nemico di classe non sei poi così malvagio.
Non farti illusioni. Siamo tutti peggio di come appariamo. Perché la parte migliore di noi è prigioniera in questa società. Ma basta saper leggere negli occhi. Sentiamo. Coraggioso, leale e innamorato. Dimmelo ancora. E questi? Chi li ha messi negli uffici? Io non sono più adatta per questo incarico. Lo chiariremo domani in sezione, non è il caso di parlarne qui. Lidia, senti, cerca di capire il punto di vista dei compagni. Io non ero d'accordo, ma loro hanno pensato che fosse meglio affidare l'incarico a un altro. Ho capito. Non mi fidate più di me. Che delusione. È arrivato il momento che temevo e speravo non dovesse mai giungere. Rifiuto un processo ai miei sentimenti. Appartengono alla mia vita privata, che è mia, mia soltanto. Non esiste una morale privata e una pubblica. È una distinzione borghese, falsa e opportunista. Nessuno può mettere in dubbio la lealtà della compagna Minetti. Una vera compagna non va a letto con il padrone. Io amo un uomo. Non è comunista, è vero. Ma questo non mi impedisce di lottare con il partito, come te, come tutti voi. Sono io che tradisco i nostri ideali o chi li interpreta in modo rigido e disumano? La mia lealtà non sta nell'amare chi è gradito al partito, ma nel battermi contro lo sfruttamento e l'ingiustizia. Compagni, sia chiaro, qui non si sta facendo del pettegolezzo sentimentale. Non si tratta di un affare personale, ma di un fatto politico. Il compagno Maina ha perfettamente ragione. Nessuno di noi è mosso da animosità o da rancore. Non è una questione personale, ma etico-politica, che non consente compromessi, riguarda il modo stesso di essere comunisti. La nostra militanza. Non voglio la rottura. Come posso rinunciare a una parte così importante della mia vita? Adesso sta a te scegliere. O la tua sfera privata o il partito. Anche voi siete d'accordo? Rifiuto questo ricatto.
Sì, arrivo. Intanto dormi. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Mi scusi, ci sono queste carte da firmare. Ora non ho tempo. Me le metta sulla scrivania. Le firmerò nel pomeriggio. Sì, dottore. Lidia Minetti. Neutralizzare attività politica impiegata a Minetti. Ingegner Ferrero. Tentare di comprometterla. Ora vorrei essere distaccata altrove, almeno per un po'. Lei è stato assunto con un incarico importante e qui abbiamo bisogno di un dirigente come lei. Non posso sostituirla. Io ho chiesto un distaccamento temporaneo, non una sostituzione. Hai ricevuto minacce? Sì, anche. Tutti ne abbiamo. Non è solo per questo. Scrupoli? Sbaglia se ne ha. I principi che difendiamo valgono più di qualsiasi rimorso. E i nostri nemici sono più spietati e cinici di noi. Quello che ha fatto l'avrebbe compiuto ciascuno di noi. Lo so. E se l'ho fatto è perché credo fermamente in quei principi. Consideralo il tuo battesimo del fuoco. Qui lo scontro è durissimo. La dedizione di noi dirigenti verso l'azienda deve essere totale. Non soltanto professionale. Giusto. Ora sapete anche la mia. In questa vicenda però c'è un lato più personale che vorrei risolvere a modo mio. Una relazione si può sempre interrompere senza andarsene. Potrei anche non riuscirci. Ah. Allora deve partire. La sua situazione potrebbe divenire insostenibile per tutti. Lidia. Ciao Elsa. Ciao. Andiamo fuori. Ti devo parlare. Che ti è successo? Hai una faccia. Guarda, leggi. Mi spiace, ma non potevo tenertelo nascosto. Che carogna. Hai fatto bene, ti ringrazio. Vado a rimetterlo a posto, poi torno. No, preferisco restare da sola.
Congratulazioni, ingegnere. La signora Minetti è sufficientemente compromessa. Lei ha svolto brillantemente il suo dovere da vigliacco. Come l'hai saputo? Allora è vero. È tutto vero. Certo che è vero. Che cosa credevi? Che mi potessi veramente innamorare di te? Che un dirigente potesse mettersi con una comunista, una sindacalista? Come sei ingenua. Qui dentro e là fuori c'è una guerra senza esclusione di colpi. Voi la seminate, la fomentate. Anch'io la combatto, ma dalla parte mia. Tu facevi propaganda tra gli impiegati. Bisognava neutralizzarti, senza trasformarti in un'eroina. Ma scarzone! Vigliacco! Vigliacco! Ho accettato l'incarico, non ho esitato. Tu eri il nemico. Dovevo comprometterti, intaccare la tua credibilità. Come vedi, ci sono riuscito. Ho conosciuto una donna leale, appassionata. Ma non mi sono fatto ammaliare. Ho carezzato il tuo corpo. L'ho tenuto stretto. M'hai dato piaceri e tenerezze che non conoscevo. Ma non mi sono innamorato di te. Io non sono innamorato di te. Tu sei rimasto il nemico. Lidia. Io sono la signora Minetti. Non se lo dimentichi più. Anna, io vado, alzati. Hai sentito? Sì. Quel 25 aprile era stato diverso. Non la cerimonia di commemorazione per i partigiani caduti e nemmeno la tradizionale gita al parco con mia madre. Era stata invece quell'atmosfera fredda e distaccata tra lei e i suoi compagni a farmi desiderare che tutto tornasse come prima. Forza ragazzi, Mi mancava la loro vicinanza e il loro calore. Hai visto come volava? Ora li vedevo raramente perché mia madre non andava più alla sezione. Brava.
Non siamo più comuniste. Che ti salta in mente? Certo che lo siamo. Allora hai scelto il partito, non lui. Non mi sgridare. Ho letto i fogli che hai strappato. Chi è? È un ingegnere della fabbrica. Ma ormai è una cosa passata. Vuoi fare un altro giro? Allora andiamo. Forza che si parte! Tenetevi forte, allacciatevi! Si parte! Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meu, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Oddio, e se la mastico? Uccidi Gesù. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Amen. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Gesù Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Gesù Christi custodiat anima mea. Corpus Domini. Silenzio. Oggi dobbiamo assegnare la medaglia. Questa volta adotteremo un criterio diverso per stabilire il più meritevole. Anna Minetti, ieri, ha fatto la sua prima comunione. È stata una scelta importante che deve essere premiata. Anna, vieni. Sono sicura che Robotti sarà contento di passare la medaglia alla sua compagna.
Adesso sì che te la meriti. Il dottor Adenauer ha detto: l'unificazione europea rappresenta la tappa logica e naturale degli sviluppi nella storia europea. Stati Uniti, caso Rosenberg. Il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, ha respinto l'ultima domanda di grazia per Ethel e Julius Rosenberg. I figli della coppia, accompagnati dall'avvocato Bloch e dalla famiglia che li ha in custodia, si sono recati nel carcere di Sing Sing per l'ultima visita ai genitori. L'esecuzione, che non dovrebbe più avere ulteriori rinvii, è stata fissata per le 22 del prossimo 18 giugno. Riprende l'orchestra d'archi diretta da Carlo Savina, che sta eseguendo Pappagallo Azzurro. Così e giocavamo per le strade di Roma. Come? Non me lo ricordo. Chi ci avesse detto di ritrovarci qui nel Tecche se sa. E tutte e due che facciamo i cowboy. Ma com'è che non ci siamo mai visti? Beh, io m'arancio in un rancio lassù e tu? Io m'arancio in una piantagione d'aranci laggiù. Ecco perché non ci eravamo mai luccati. Mi scusi, vorrei parlare con la signora Minetti. Me la può chiamare, per favore? Dopo facciamo anche il dolce? In Italia Sì. non passavo mai, ero disoccupato permanente col sussidio, c'avevo una posizione, c'avevo... me ne ricordo bene. Quanto mi piacerebbe tornare in Italia. Pure a me. Ciao Anna, ciao. Devi sapere Sei ma io sono stato a sporca. Porto a portare più Voglio la tua moda al telefono. Va bene, adesso glielo dico. Ciao, ciao. Pronto? Lidia, sono Angelo. Ti prego, ascoltami. Non attaccare. Devo parlarti. L'ultima volta nel mio ufficio ho detto di non amarti. Non è vero. Ti ho mentito. L'ho dovuto fare. Se in quel momento avessi ceduto al sentimento, avrei scelto te. Ma sarebbe stata una follia, capisci? Quello che non si può vivere è meglio negarlo. Io e te apparteniamo a mondi troppo diversi. E io non ho il tuo coraggio. Lidia, pronto? Lidia, mi senti? Lidia? Pronto? Pronto, Lidia? Pronto? Pronto? A volte rimpiango il nostro ufficio. Lassù mi sento un po' sola. Sai, non è sempre divertente essere a disposizione del capo, anche fuori orario. Toh, arrivano i compagni. Fossi in te non starei davvero a sentirli, eh. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao Lidia, Ciao. volevamo parlarti. La direzione ha deciso di chiudere il nido, col pretesto della sicurezza in fabbrica. Lo so. Abbiamo già mobilitato i compagni. Gli operai sono pronti a scendere in sciopero, se la direzione non si rimangia la decisione. Abbiamo pensato che tu potresti darci una mano tra gli impiegati. Adesso sono di nuovo la persona più adatta. Ma io sono sempre la stessa. Sono cose passate, da dimenticare. Dimenticare. Avete dubitato della mia onestà. E adesso, come niente fosse, mi dite di cancellare tutto. Di dimenticare. Se credi ancora nel partito, devi superare i risentimenti personali. Voi potete farlo. Io no.
Stiamo dando l'anima per questa campagna elettorale. È un momento decisivo. Il partito ha bisogno di tutti i compagni. Pensaci. Ciao. Ciao. Andate a sporcare da un'altra parte, capito? E voi, meno chiasso, eh? Sì! Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma! Il passaggio sulla radio! Che non è che Compagni, lavoratori, la legge truffa è stata respinta. Il blocco reazionario battuto. Il voto del 7 giugno segna una grande vittoria delle forze democratiche e popolari. Compagni, lavoratori, la legge truffa è stata respinta. Il blocco reazionario battuto. Il voto del 7 giugno segna una Mamma in casa? Sì. Ma rimani? Certo che rimane. Giorno. Quando te ne do, bella cita? 30 lire, va, perché mi hai detto bella. Ciao. Ciao. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatto, lo capisci? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Alla fine di quel 1953, mia madre tornò a impegnarsi con il sindacato. Ma ci volle molto tempo prima che quella duplice ferita, sentimentale e politica, potesse in qualche modo rimarginarsi. Per molti, quello come gli altri che seguirono, sono stati anni di certezze assolute, di aspre contrapposizioni e di crudeli intransigenze. Io li ho relegati a lungo in un angolo della memoria, da cui emergevano soprattutto le ansie e i timori che provavo per quello che poteva accadere a mia madre e il vago risentimento per tutto ciò che mi aveva fatto sentire diversa dagli altri bambini. Ma con il passare del tempo ho capito anche che sono stati anni ricchi di persone appassionate, capaci di guardare oltre se stesse e la propria vita, convinte ciascuna secondo i propri ideali di realizzare il bene di tutti. Il profondo rispetto per la dignità dell'uomo e il radicato senso di giustizia con cui ho sempre misurato la mia vita, credo che siano le cose più importanti che quegli anni mi hanno lasciato. Devo a mia madre e alla sua passione del vivere, se questo mio sentire non ha mai avuto bisogno di atti di fede e di cieche appartenenze. Sei come Giuda, hai vissuto accanto a me, nascondendo intorno a te la lusinga e il tradimento. Baci di Giuda, sono quelli che dai tu danno un fremito
di più per lasciar lo smarrimento. Il mio peccato è averti troppo amato, aver creduto come ognuno crede al sole senza chiedersi perché, soltanto in te, donando a te l'intera vita mia. Giuda, sei come Giuda, perché torni ancora qui, lusingandomi così con la bocca che avvelena. Giuda, non tornar sulla mia strada, quasi tu mi fai paura, no, non voglio amarti ancora, più nulla sei per me. Sei come Giuda, perché torni ancora qui, lusingandomi così, con la bocca che avvelena. Giuda, non tornar sulla mia strada,